questi giorni di riordino nell'antica casa di mia mamma, a Tolmezzo, ho scoperto vecchie lettere, oggetti, fotografie, frammenti di memorie che ho cercato di ricostruire, mettendo insieme parenti, amici che frequentavano quella casa, immaginandoli nelle altre case dei paesi in cui abitavano, potremmo tracciare la linea di confine dell'Alto Friuli. E allora ti ho pensata, tu e la tua ricerca sul tema dei confini, sulla geostoria, a che punto sei? Guarda, è un tema infinito. Ti leggo 2 appunti, per darti un'idea. La geostoria è un possente strato di storia e di vita, un insieme di realtà naturali e sociali percepibili sul piano delle relazioni geografiche che uniscono gli uomini e la terra che li porta. Nel corso dei secoli queste relazioni sono mobili, discontinue e mutanti, perché lo spostamento dei confini rimette in discussione il concetto del qui e il concetto dell'altrove, alterando il sentimento dell'appartenenza al proprio territorio. Siamo morti, ma vi vediamo. Noi. Sono trascorse guerre, generazioni, invasioni e noi abbiamo resistito per mantenere la nostra identità. Ma abbiamo anche capito che si poteva convivere nella diversità delle lingue e delle culture. Quello che voi chiamate multiculturalismo, plurilinguismo, certo, è questo. È rafforzare le diversità sorte qui, dall'intreccio delle 3 grandi civiltà europee, latina, germanica e slava. E adesso voi cosa fate? Ancora la guerra in Europa! Calma, calma dall'aldilà, Tu dici voi e ci urli contro, ma che cosa credi? Che a noi piaccia la guerra? Noi stiamo dalla vostra parte. Certo. Stiamo anche facendo una ricerca per capire questa storia dei nostri confini e per far capire agli altri che l'Alto Friuli è un territorio ricco da preservare, seppure innovando. Sì, vabbè, ma datevi tutti una calmata. Ma cosa stiamo a fare lei. la guerra verbale di nervi tra di noi? Sì. Dai, se anche oggi potenti continuano a fare la guerra, nel 2022, voi fate bene a resistere, a fare ricerche, a cercare di capire da dove arriva la forza identitaria del nostro popolo. Ma se posso darvi un consiglio, da così lontano, se posso darvi un consiglio, osservate bene i territori. Carnia, Canal del Ferro e Valcanale, Val di Resia. Provate a immaginare il rinnovamento possibile dell'antica aria di casa, dell'identità friulana. Fatelo individuando i riflessi della mobilità dei confini sulla vita quotidiana, cercando risposte a 4 fondamentali domande. Primo, dove abito? Cosa produco e cosa mangio? Che lingua parlo? In cosa mi riconosco? Ma da dove arrivi tu? Ma da dove arrivi? Arrivo da lontano. Dall'aldilà. Sì. Mi piace ascoltarti, mi piace perché io nella mia ricerca qui ho proprio cercato di dare risposta a tutte queste domande che tu poni. Ma magari, non lo so, aiutatemi voi dal lontano passato a narrare questi frammenti di storia. Volentieri, ti aiutiamo, volentieri. Noi che non ci siamo più, ma vi vediamo. Ti aiutiamo, ma non è facile, qua no. è tutto un gran brusio di voci che vogliono parlare, raccontare. Sentiamo questo gran brusio. Sì, ma ci sono anche altre voci. Le voci lì, da voi. Sì. Quelle di chi c'è ancora. E ve le faremo ascoltare. Le voci di gente che vive in Alto Friuli. E che ne ha viste tante. Gente che dovete ascoltare con il cuore, però, con il cuore. Ma che brusio, qui da noi, Sì. Su Timau, Forniavoltri, Malborghetto, Sauris. Le voci, ma ci sono anche i testi. Dicono che le origini degli abitanti di Timau, nel comune di Paluzza, risalgano alle valli carinziane del Gail e del Weisensee. Sono radici di affezione identitaria messe in crisi con lo spostamento dei confini. Durante la guerra il fronte era lungo 12,5 km,
l'abbiamo proprio qui dietro le nostre spalle, praticamente il fronte l'avevamo sopra la testa. In quel periodo non si riusciva a rifornire il fronte con tutto il materiale necessario che occorreva, non solo di munizioni ma anche di vettovagliamento, il mangiare, la cura del soldato. Durante i viaggi che compivano le portatrici, ogni viaggio, diciamo ogni salita e discesa, e prendevano 1,50 lira. 1,50 lira. Quella volta con 2 lire si poteva comprare una pecora o una capra, cioè il valore di quella moneta era molto, molto alto. E praticamente se in una famiglia erano 2 portatrici, mamma e figlia prendevano, diciamo, 3 lire. Insomma, era un grande aiuto, un grandissimo aiuto, siccome la povertà era evidente proprio. Avevano tantissimi bambini. Le povere mamme erano sempre le prime a alzarsi, però bisogna anche dire andavano a dormire le ultime, immaginarsi, la famiglia, la stalla, il marito, il nonno, avevano tutto a carico, poverine. Eppure si sono sacrificate, diciamo, anche per la patria. Ecco, interessante, no? Però arrivano altre voci di gente che sta tra di voi. Ecco, qui abbiamo le voci di Giacomo Pinna e Carmen Romanin, da Forni a Voltri. Altro luogo di confine, che, pur nelle difficoltà delle guerre, trattiene nel cuore la comunione con l'Austria, radicata in 5 secoli di lavoro e dedizione senza confini. Fino al 1866, quando il Friuli Venezia Giulia è passato sotto il regno d'Italia, qui eravamo sotto l'impero asburgico, perciò i confini non esistevano, tanto che per esempio tanti malgari con le mucche andavano a monticare malghe di là che adesso sono in Austria. Giravano qua. Era sulla carta la frattura, perché per il popolo no. Cioè questo contatto umano c'è sempre stato. Io mi ricordo che quelli che sono passati nelle guerre, che conoscevano tante persone là, erano diventati amici, quindi non era possibile che fra amici, anche se eravamo uno Stato italiano e uno austriaco, ci si ammazzasse, non era. Quindi quando si trovavano sui confini si mettevano d'accordo e dicevano noi stiamo fermi qua, voi state fermi là, e nessuno sparava. Perché? Perché ormai eravamo uno Stato unico, erano amici, come fratelli. Come fai a ammazzarti fra fratelli? Fino al È impossibile. In questa riproduzione, dove abbiamo voluto raffigurare un angolo di un baraccamento di guerra, ho voluto mettere un oggetto che si trovano in tante fotografie di guerra, sia italiane che austriache. L'oggetto è questo bossolo con un mazzo di fiori. Sono oggetti dove questi soldati cercavano di crearsi un angolo di serenità, un angolo di famiglia. Un angolo di famiglia che fa leva sul calore del focolare. Un calore che qui a Malborghetto si sprigiona in modo diverso rispetto agli altri territori friulani. In Val Canale il focolare non è il fogolar, bensì la stube, la stanza della stube. Ma da dove arriva? Da dove viene? Perché nel resto del Friuli il fogolar e qui a Malborghetto la stube? Ma è sempre per la questione della mobilità dei confini, no? Vi leggo questo, attenzione. Dopo aver vissuto per secoli sotto dominazioni come il Vescovado di Bamberga dal 1007, poi dal 1759 sotto la Casa d'Asburgo, la Val Canale aveva acquisito un carattere multietnico, con ceppi linguistici di molteplice provenienza. C'era una ricchezza culturale e sociale che poi è stata messa in crisi.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, la nuova dominazione italiana non vedeva di buon occhio gli autoctoni di lingua tedesca e slava. Per fortuna ora non è più così. Piano piano è emersa la forza delle radici e la possibilità di esprimere la propria appartenenza etnica, alimentando rapporti sociali e culturali con la vicina Austria, nella quale si radica l'originario calore della stube, appunto. La rivalsa delle radici, guardate che qualcosa sappiamo anche noi qui. Ma certo, non dubito. Per esempio, intanto non so se vi siete dimenticati che qui si sta facendo una ricerca. Sì, sì. L'abbiamo detto, ma evidentemente no. Abbiamo capito. Sì, bene. Sì. Del resto basta andare a Sauris. Ecco qua. La fedele ristrutturazione dei due nuclei principali di Sauris di sopra e Sauris di sotto rappresenta il radicamento in chiave contemporanea della tipica architettura tradizionale saurana, con la tecnica del Blockbau, in cui i tronchi degli alberi interi creano una solida struttura grazie al loro incastro agli angoli dei fabbricati. Ma torniamo al passato, a quello che voi conoscete e che io ho scoperto, ecco. Dalla dominazione della Serenissima nel 400, che sfruttava i boschi per procurare il legname agli arsenali, fino all'emigrazione stagionale, che negli ultimi secoli portò molti saurani a fare i tessitori e i sarti nella pianura friulana e veneta, i falegnami e i boscaioli in Austria, i muratori in Germania, Svizzera e Francia. L'incontro degli autoctoni con gli stranieri portò in paese nuovi abitanti. Allora, voi ci avete fatto ascoltare delle voci di persone che ci sono ancora, ma anche io ho incontrato qualcuno. Il signor Costante Petris, a Sauris. Signor Petris, Costante Petris ci sente? Lei come ha vissuto l'emigrazione? Adesso vengono fuori tutti i ricordi. Quello di andare all'estero vuol dire hai provato il pane con 7 croste, che è duro andare all'estero. E lavoravo sulle ginocchia, facevo i piastrellisti e dopo facevo il cimentista, no? Quando mi chiedono che lavori hai fatto in Svizzera in tanti anni, tutti i lavori fuori che il ladro. Come dite? Quante voci! Che brusio di voci antiche! Certo, in tutto il Friuli è fondamentale il rapporto con la terra, ma i resiani ancora di più. A loro è stata riconosciuta una particolarità, quella di aver restituito in canti lirici, fiabe e leggende la bellezza della natura nel suo stato originario, non contaminato. È di queste meraviglie che ci parla il prezioso patrimonio orale resiano, in cui l'ambiente stesso viene umanizzato. Anche per via della musica e dei balli davvero unici. Il tutto a ridosso di 2 strumenti musicali, il violino e il violoncello, che i suonatori imparano a suonare ad orecchio, senza spartito. Si sente quando ballano la resianca, una danza di coppia in cui i ballerini, non necessariamente la classica coppia uomo-donna, non danzano mai allacciati e non si toccano mai. Aspetta. Ci sarebbe ancora molto da dire, Infatti. ma noi adesso guardiamo e ascoltiamo. Gente dell'aldilà, Eccoci, Amici, e vi salutiamo. va bene. Beh, È stato bello, andate, Con calma, tornate non mandateci via con così in calma fretta. oltre la soglia. abbiamo tutto il tempo. Potete stare tranquilli e riposare, perché qui da noi i valori del passato non sono solo ricordati, ma anche praticati e innovati in tutto l'Alto Friuli e in tutti i luoghi che abbiamo attraversato. Lasciamo il posto del passato, del presente e del futuro al gruppo folcloristico Valresio.